la bontà e la fama di questo cibo raggiunge anche i territori più a nord, le terre galluresi, e curiosamente per molti secoli rimarrà un cibo caratteristico solo della parte centrale e settentrionale dell'isola. In Sardegna la seada è considerata molto più di semplice buon cibo. È parte di quella che possiamo definire archeologia gastronomica, una vera passione per alcuni. Cosa vuol dire essere appassionati di archeologia gastronomica? Vuol dire avere la passione per la ricerca di tutte quelle ricette antiche delle nostre nonne, delle nostre bisnonne, la ricerca di sapori autentici, dove si bada soprattutto alla materia prima, più che all'apparenza. Oggi la seada è conosciuta e gustata in tutta la Sardegna e in diversi luoghi del continente. Maria Antonietta è particolarmente esperta delle tradizioni culinarie della Sardegna e le racconta con passione. Ma esiste anche un'altra seada, forse meno nota, un po' più nota magari nel territorio della Gallura, che qui viene chiamata siatta di brocciu, ed è la seada fatta con la ricotta. Sebbene il suo cuore sia sempre lì, nel Monte Acuto, la vita e le attività di Maria Antonietta sono legate alla Gallura e ci tiene molto a raccontarci nel dettaglio la preparazione della regina delle seadas galluresi, la siatta di brocciu, una seada antichissima, una delle varianti più conosciute e apprezzate in epoca moderna, perché creata con la ricotta all'interno, anziché con il formaggio.